Si è insediato un nuovo Papa, Papa Leone XIV, ed è un Papa americano. Le chiedo la sua valutazione e quanto questo possa contare anche sugli scenari mondiali, quelli legati ovviamente ai conflitti, ma anche alle altre situazioni. No, non spetta a me ovviamente fare valutazioni sul Santo Padre, ho voluto fare ieri un comunicato felicitandomi ovviamente per l'elezione del nuovo pontefice e sperando che prosegua quella missione della Chiesa. Sono convinto che sarà così, che è una Chiesa che riesce ad unire e a creare dialogo e a creare connessioni nelle varie parti del mondo che oggi vive momenti particolarmente difficili. Così il presidente della regione Fedriga sull'elezione del nuovo pontefice. Il governatore poi si è concentrato sulla questione sicurezza dopo le parole di preoccupazione sul fenomeno baby gang e microcriminalità pronunciate dal neoprocuratore capo di Trieste Castaldini. Questo stiamo facendo un lavoro importante e devo dire che seppur non viviamo situazioni emergenziali come in altre parti d'Italia, ma dobbiamo intervenire sia nella parte repressiva che nella parte di prevenzione. Su questo, come ho avuto modo di dire, stiamo proprio effettuando uno studio come Regione per cercare di analizzare tutti i fenomeni legati in particolar modo alle baby gang, le origini e come poter appunto cercare di avere un approccio preventivo rispetto alla diffusione di questi fenomeni criminali. Quanto all'incontro odierno con l'ambasciatore di Taipei in regione a Trieste, Fedriga ha sottolineato le opportunità che si potrebbero aprire con il paese del Far East per il porto di Trieste e il sistema logistico del Friuli Venezia Giulia. Può essere molto interessante anche in relazione agli scambi commerciali e alla dislocazione logistica di Trieste per l'Europa e del Friuli Venezia Giulia per l'Europa, un rafforzamento dei rapporti con Taipei, quindi la direzione è quella, esattamente quella che ho tenuto con il Giappone, con il quale mi auguro presto sigleremo con alcuni territori degli accordi specifici e cui vorrei ovviamente rafforzare con l'India e col Medio Oriente.